Ok, se fosse una trattativa di lavoro. Non è una trattativa di lavoro. Ho detto se fosse. Ti ho detto che non è una trattativa di lavoro. Non alzare la voce. Non ci voglio venire in California. Chi t'ha detto? NO negativo, NO negativo. 5 minuti di razionalità. Ok? Tu mi stai prendendo per il culo. Mi stai prendendo sto solo per il dicendo. culo. Perché tu sei quello lucido, quello freddo, quello che vede le cose in modo obiettivo. Invece io sono la pazza, la mestruata, un misto di intuito e sindrome premestruale. Comunque tu troveresti posto anche là. Cosa fai, ridi? Io rido, io devo chiedere un trasferimento per assecondare la tua carriera. Allora tu cosa sei? Sei segretaria amministrativa di uno studio ortopedico di 9 persone. Quindi prendiamola, mettiamola su un treno e sbattiamo la gritti nel Far West. Ok, hai ragione. Tu non lo faresti. Cosa? Io lo farei come? Tu hai già raggiunto il massimo di livello, questo che voglio dire. Cosa vuoi? Vuoi iscriverti a medicina, diventare dottoressa? Mi stai dicendo che non potrei? No, a meno che tu non voglia. Mi stai dicendo che non potrei? Cioè, mi stai dicendo che non potrei iscriverti alla facoltà di medicina. E ascolta. E tu non usare con me quel tono da sto parlando con una creatura malamente razionale perché sai, è umiliante. Come donna? Sì, come donna. Splendido, fantastico, anche la conversazione più idiota deve diventare una questione uomo e donna. Sì, come donna. Ma ti rendi conto? Tu ti rendi conto in che cultura vivi? Tu mi ami. Senti, non confondere l'amore con il potere. Io mal di testa. Ce l'avete da Questi tutti smirollati. No. Vedi? Tu mi hai convinto a No, venire a non vivere. pensare. Tu mi hai convinto a venire a vivere qui da te. Ok, mi hai parlato delle stanze. E perché ci sono due stanze qui? Per evidente disparità di stipendi. Io mi occupo di immagini. Dov'è che si creano le immagini? In California. Cioè, non posso cascarci di nuovo. Questo non È significa sbagliato che... per te, è sbagliato per me. No, non significa che Non devi può la mia cascarci. vita girare intorno alla vita di un altro. Insieme. No, Jack. Non intorno insieme. Ci va di mezzo la mia identità. Sposami. Sposami. Non ti sembra una domanda un po' stupida adesso? Mi chiedo di sposarti. Non posso, Jack. Non posso. No, ti prego, non iniziare. Jack, perché Gigi. se io lo faccio, io che cosa ottengo da me stessa? Non iniziare! E tu non urlare! Io ti amo. Non è il momento. Io ti amo. Non è il momento, Jack. E allora? E allora possiamo essere due compagni. Due voci alla pari, Perfetto. Ma Cristo santo, ma se tu occupi il 90% di... Tutte le cose che non contano un cazzo, No, non di quello che non conta. Ma se sei tu a prendere tutte le decisioni, Non sto parlando di andare al cinema o al ristorante. No, io sto parlando di ogni cosa. Jack, dai, lasciamo stare. No, Lasciamo stare. aspetta, io non voglio lasciare perdere, non voglio lasciare. Ok. Facciamo testa o croce. Testa o croce. Per cosa? Testa, rimaniamo qui, croce andiamo in California. Stai scherzando tu? Cioè, tu vuoi affidare una decisione così a una moneta? Perché no? Ma tu hai sentito quello che ti ho chiesto prima? No. Come no? Senti, adesso parlo io. Sono seria, Jack. Io ti ho appena chiesto... Prima gli accordi prematrimoniali. Questa è la tua idea di amore romantico. Non menarmela con l'amore romantico. Ma io ti amo. Jack, non è il momento. Testa. Gil, non posso accettare quel lavoro se resto qui. E allora io mi posso far mandare nel mio capo laggiù a studiare alla facoltà di medicina. Facoltà di medicina? Sì. Sono 7 anni se non sbaglio. Sì, Jack, allora vuoi sposarmi sì o no? No, innanzitutto te l'ho chiesto prima io. Prima gli accordi prematrimoniali. Guarda, se veramente... Ma tira sta cazzo di moneta, tira. Però prima? Sì, ti sposo! Oh, era così difficile.
Potrebbe volersi del tempo? Abbiamo tutto il tempo davanti. Su. Cosa? La prima ragione per cui mi ami. Sei un instancabile rompicoglioni. Mi piace? Cosa? La seconda? Insomma, allora, a un certo punto ti sposi, no? Poi passa del tempo e poi divorzi, perché è così, prima la A e poi la B, lo ingrediamo. Ma perché deve andare così? Allora, vediamo, fino a quel momento, fino al matrimonio, intendo, l'unica vera esperienza che noi viviamo è quella con i nostri genitori. Che anche quella prima o poi si interrompe, no? E poi è ovvio, nella maggior parte dei casi il matrimonio riguarda sessi diversi, come mettere insieme, non so, tigre e antilopi, c'è un sesso molto più intelligente dell'altro, uno che guadagna di più. Allora io mi chiedo come può funzionare? E difatti non funziona. Allora mi chiedo, ma perché lo facciamo? Perché cazzo ci sposiamo? Io ho un curriculum di merda alle spalle. Io stavo con una persona e intanto facevo sesso con altre. Sì, è successo più di una volta, è vero. Io sono ipocrita di natura, io non mi lascio mai conoscere veramente. Io faccio finta di essere gentile, ma non sono gentile affatto, io sono un egoista. E penso che le donne si debbano occupare di me, penso che debba essere la loro unica priorità. Sì, vabbè, ancora io aiuto nei lavori in casa, però in segreto li odio. E odio che mi fa fare. E se volete proprio saperla, io penso che gli uomini siano anche meglio delle donne. E visto che la penso così, a me dispiace, però io non ti posso sposare. Sono una merda. Capisco. Io volevo dirlo, visto che siamo un prete. Grazie. Grazie di condividere questi tuoi pensieri con me. Davvero? Grazie. Senti, a nessuno piace fare le pulizie in casa. E non sono solo gli uomini a tradire. Se proprio mi sembra, anch'io penso che le donne siano molto meglio degli uomini, ma non per questo ne voglio sposare. Senti, io lo so che ti faccio impazzire con tutti i miei dubbi, i miei problemi sessuali e i traumi del passato, e questo è risolto a metà, questo forse si risolverà, però tu sei l'unico che mi abbia dato l'impressione di amarmi con tutte le mie cattiverie, i miei dubbi, e questo è importante. Quindi io sono la sposa, sono piena di speranza e voglio prendermi cura di te e che tu ti prenda cura di me. Mi sposa.